Ciao a tutti, carissimi amici di Sardegna Rosso Blu. Eccoci al nostro nuovo appuntamento di Hashtag Io Bevo Sardo, il nostro appuntamento volto a dedicare la nostra vitivinicoltura sarda, sempre in grandissimo fermento e sempre grandemente apprezzata dal popolo, direi, mondiale a questo punto. Oggi andiamo a riscoprire a Sant'Annaresi, precisamente il terra del Carignano del Sulcis, terra del Vermentino, terra dei grandissimi autoctoni sardi. Lo facciamo con un ospite d'eccezione, Luca Fontana, il nostro carissimo brand ambassador Ciao Luca, ciao. Buona giornata a tutti. Come stai? In questo momento in trasferta a Milano, molto accaldato, dopo 12 ore già mi manca casa, Sardegna. Quindi tutto bene comunque. Buongiorno a tutti, buonasera a tutti. Questo è l'effetto che fa, quindi è giusto così, insomma. Io invece sono in Sardegna, sono a casa e giustamente in questo periodo di quasi ripresa, via. Ormai i primi soli iniziano a abbracciare anche la nostra bellissima isoletta, fantastica. E Luca, oggi io innanzitutto vorrei localizzare la nostra bellissima cantina, stiamo parlando di Mesa, quindi ci vuoi dire esattamente dove vi trovate e da quanti anni persiste il vostro sogno? Allora, grazie per il sogno. Cantina Mesa, innanzitutto dove è ubicata? Si trova nelle valli di Portopino, esattamente nel comune di Sant'Annaresi, la cui parte marina è appunto Portopino. È una zona abbastanza nota, anche un certo rilievo per quello che concerne la viticoltura. Le valli di Portopino sono un IGT a sé stante proprio perché è una valle vocata a seguito delle ventilazioni. Quindi parliamo del Basso Sulcis, estrema parte meridionale della Sardegna, per chi non conoscesse questa bellissima zona. Peggio per voi perché è bellissima e vi invito a scoprirla quanto prima. La cantina nasce nel 2004, ma noi consideriamo effettivamente il 2007 l'anno di nascita, ovvero sia quando il suo fondatore, Gavino Sanna, decide di rilevare tutte le quote di soci e se ne assume l'onore, l'onere e la conduce fino al 2017. Nel novembre del 2017 la Cantina Mesa entra in partnership con il gruppo Santa Margherita che ne acquisisce la quota maggioritaria. Da allora è iniziato un nuovo percorso, una nuova grande sfida, e tutto bellissimo, va tutto bene. Siamo, come hai detto tu, cosa più importante, nella patria del Carignano e questo è un motivo di grande orgoglio per la Sardegna di cui parleremo a breve. Grandissima patria di Carignano, ma anche di vitigni internazionali, perché voi insieme a poche altre cantine in Sardegna producete anche una piccola parte, direi, di vitigni internazionali che vanno un po' a arricchire il corredo dei vini e un po' a farla da padrona con i vini, con il monovitigno, diciamo. Dopo parleremo un pochino meglio della vostra produzione in toto. Oggi però vorrei dare focus sulle nostre due bottiglie che andremo a bere insieme. Parleremo nella fattispecie del Giunco Vermentino di Sardegna 2019 e della riserva Buio Buio, quindi riserva di Carignano del Sulcis 2016. Okay. Oltre queste due bottiglie, cos'altro producete, Luca? Mi racconti un po'? Ci racconti? Allora, attualmente la Cantina Mesa gestisce 78 ettari, di cui 66 sono di proprietà. Siamo focalizzati eminentemente su due vitigni autoctoni, il Carignano del Sulcis e il Vermentino. Abbiamo poi delle piccole produzioni, una Syrah di cui possediamo 5 ettari, sempre in località Basso Sulcis vicino alla cantina. Produciamo un po' del Cannonau, non poteva mancare in quanto sardi nella nostra offerta commerciale, e del Cagnolari. Abbiamo un conferitore di uve che tratta per noi una vigna ad Usini, trasporto refrigerato, lavorazione, vinificazione direttamente in mesa. Ma il main core, la parte principale rimane il Carignano, che come vedremo a breve qui nel Sulcis è quello che Miss Robinson ha definito il più gradevole Carignano del mondo. E aveva ragione. Lo vedi anche nella versione dolce.
Allora, noi sì, qualche anno fa abbiamo iniziato a produrre un Carignano passito. È una produzione molto complessa perché non disponendo noi di una passitaia facciamo un appassimento in pianta con pinzatura. Il Carignano è un vitigno tardivo. Dobbiamo attendere la fine di settembre e l'inizio di ottobre per poter avere una concentrazione zuccherina e un appassimento naturale come desiderato. Non sempre il cielo ci concede di avere un settembre clemente, assolato, fino appunto agli inizi di ottobre, quando viene la raccolta, per cui non è detto che tutti gli anni si riesca a garantire una produzione. Io devo dire che è una produzione estremamente limitata, parliamo anche di sole 400 bottiglie, però ogni volta che l'ho portato a persone, diciamo, di livello, sommelier, colleghi tuoi o anche chef di una certa stellatura, lascia tutti a bocca aperta. Io devo dire che il Carignano del Sulcis sa veramente, è un mio parere personale, un passo in più. Ne ho bevuto di cileno, di sudafricano, di californiano, ma il Sulcis è un'altra cosa. Il Sulcis e il Sulcis. E il Io mi Sulcis... ricordo ancora quel bellissimo percorso che abbiamo fatto insieme quando sono stata da voi in vigna, che mi hai portato anzi in quei sentieri dove si arriva esattamente solo a piedi e anche con delle buone scarpe, dove potrebbe crescere il niente tranne che quegli alberelli robusti che vivono di vita loro, di vita propria, e vivono veramente di luce riflessa e di brezze marine spettacolari, perché di altro non potrebbero vivere, nel senso che c'è il niente, quindi poveri loro, fantastici direi. Allora, aggiungerei per specifica, sì, vi è il niente a livello di vitato o comunque di coltivato. Intorno c'è la splendida, meravigliosa, unica macchia mediterranea che è quella che poi conferisce comunque alle uve dei sentori particolari. Chi ha la fortuna di passeggiare durante la mattina in queste meravigliose vigneti tra le macchie non può fare a meno di non sentire quelle note balsamiche di elicriso, di mirto, di rosmarino selvatico che poi si ritrovano in questo fantastico vino. C'è da dire una cosa, il Carignano, provo a fare una brevissima storia anche se è complessa. Mi spiace per chi pensa che sia di origine fenicia, ma no, le analisi del DNA, sia i microsatelliti che le biomolecolari, hanno mostrato essere indubbiamente di origine iberica. Arriva con gli aragonesi, dove nasce a Carignena, in territorio aragonese, nella metà del 400. È il più diffuso vitigno in Francia. I francesi non lo amano particolarmente perché prodotto, come era prodotto da loro per fare del taglio, aveva dei grossi problemi. Dei tannini scomposti, aggressivi, un'acidità difficile da ridurre e soprattutto mi dicono gli stessi francesi, io sono stato in Languedoc-Roussillon, ho parlato con dei produttori a Vaucluse, mi dicono che, ahimè, da tanto colore, da tanto tannino, serviva per tagliare, ma non ha particolari profumi. Anzi, loro parlano di una non facile amertum da togliere. Arriva qui, i nostri vecchi antenati con la sagacia e l'intelligenza che solo i contadini possono avere, lo mettono ad alberello, cosa molto difficile da coltivare, di fronte al mare, su sabbie, senza irrigazione, e questo sistema porta naturalmente a dei fattori che sono la bassa resa per ettaro e altri fattori chimico-fisici che ne portano a essere i tannini morbidi e l'acidità veramente agreabile, come dicono in Francia, gradevole. E da lì esce un prodotto, un frutto che è veramente meraviglioso. È un'uva che si presta, è molto plastica, si presta veramente ad interpretazioni che vanno dal vino base in acciaio alle riserve superiori o, come nel nostro caso, al passito. Fantastico, era proprio questo il punto a cui volevo arrivare, esattamente al fatto che questo beato vitigno è circondato da una grandissima macchia mediterranea che esprime tutte le sue caratteristiche nel calice, poi quindi veramente io direi è osannato, così pure il vermentino, perché veramente siamo al 38esimo parallelo in quella zona e stiamo parlando di agricoltura eroica, perché altro non è, con rese bassissime, con quasi delle rese punitive, perché cresce veramente molto poco e quel poco si deve vinificare bene,
chiaramente sono uve sane grazie al vento, grazie alle nostre connotazioni climatiche, e questo io credo che in quanti mercati oggi siete venduti? Oltre una trentina. Ecco, e questo è già bellissimo, cioè pensare che nel 2020 in oltre 30 mercati del mondo va a finire questo nettare beato, e questo è fantastico, perché questo significa che la Sardegna va in questi 30 paesi, e quindi io direi che è eccezionale, dove pensare che 15 anni fa quanto tempo si perdeva dietro un banco a spiegare dove fosse la Sardegna. Quindi oggi che la Sardegna la si beve in tutto il mondo, è fantastico. Beh, io innanzitutto devo dire grazie anche a dei colleghi che mi hanno preceduto, hanno aperto la strada e hanno fatto conoscere la Sardegna e i vini sardi. Strada da fare ce n'è ancora tanta, leggevo l'altro giorno che siamo la penultima regione per export delle sue, chiamiamole, bellezze enogastronomiche. Diciamo per quello che concerne la Cantina Mesa che è l'incarnazione a livello enoico della filosofia di vita che ha sempre caratterizzato il suo fondatore Gavino Sanna. Gavino Sanna, che tra l'altro ho l'onore di avere come zio, ha sempre detto che lui, se non conoscete la sua storia, giovanissimo ha lasciato Porto Torres, la Sardegna, per cercare fortuna in continente, come purtroppo molti nostri conterranei. È volato fino in America, dove ha saputo farsi valere, poi è tornato a Milano e adesso è eminentemente milanese sardo. Lui ha sempre detto di aver portato avanti nella vita l'orgoglio di essere sardo. Ecco, noi volevamo che attraverso i vini fosse portato avanti l'orgoglio dell'enologia sarda. L'ho detto, abbiamo tanta strada da fare, però io non la vivrei come un gap, lo vivrei invece come un vantaggio. Abbiamo praterie immense da percorrere. Spetta a tutti noi avere una politica consortile intelligente, spetta a tutti noi avere una politica di posizionamento alto, perché se abbiamo dei gioielli non sarebbe il caso di svenderli. E secondo me la Sardegna saprà farsi valere. Questa è la nostra grandissima missione, la nostra missione della nostra generazione, io dico sempre, perché se noi oggi sappiamo valorizzare quello che abbiamo ereditato e lo sapremo consegnare nelle mani dei nostri posteri ancora meglio di come ora, io credo che il nostro risultato sarà sicuramente vincente, quindi questo è veramente importante. Oggi voi, i vostri colleghi in Sardegna, noi tutti, perché poi si parla di filiera di vino, quindi direi che tra le nostre quasi 280 cantine stiamo facendo un lavoro eccezionale. Sì, quando noi siamo nati nel 2004 il panorama era ancora in un momento abbastanza di stand-by. Devo dire che negli ultimi anni vi è stato un vero fermento a livello di nascita di cantine. Tra l'altro va detto che da una parte abbiamo nuove generazioni, nuovi giovani, figli di precedenti produttori che si sono lanciati in loro produzioni autonome, con una loro caratteristica, una loro identità. Vi sono anche persone, io lo so perché vivo nel mondo del vino, che da fuori stanno venendo ad acquistare investendo in Sardegna, persone che credono fortemente nel potenziale. Insomma, i numeri ci sono tutti, le carte da giocare ci sono, spetta solo a noi, rimbocchiamoci le maniche e partiamo. Io ogni volta che assaggio un vermentino lo trovo meraviglioso. Assolutamente. Allora, iniziamo a parlare un attimino dei nostri due vini. Tu li bevi con me? Ce li hai lì? Io li bevo con te, però li ho messi uno a refrigerare e l'altro invece nella seconda cantinetta. Un secondo e sono da voi, grazie. Vai. Io intanto faccio vedere questa bellissima etichetta, stiamo parlando, ricordo, del Giunco, eccola qua, Giunco Vermentino di Sardegna 2019. Siamo su 13 gradi e mezzo, e siamo appunto nella DOC Vermentino di Sardegna, nell'areale di Sant'Anna-Resi, quindi nell'areale del Succi. Sì, il vermentino è un'uva che viene da Oriente, fa parte della cosiddetta prole spontica, come viene chiamata, tutte quindi quelle uve che sono arrivate dall'area medio orientale, che sia la Mesopotamia o altro, portate dai greci qui. È un vino eminentemente mediterraneo, ama i climi soleggiati, anche climi particolarmente aridi, preferibilmente ama terreni o roccioso-sabbiosi poveri.
perché comunque tende a una determinata vigoria e un terreno sabbioso o comunque franco sabbioso permette di non dare un nutrimento e di spingere le produzioni eccessivamente. Questo è un vermentino in purezza dalle nostre vigne. Mi sono dimenticato di dire che noi dei 66 ettari abbiamo 31 ettari a Carignano, 30 vermentino e 5 a Syrah. Viene prodotto solo con acciaio e il primo segreto per avere un grande vermentino, non l'ho inventato io, è sicuramente avere il coraggio di avere una bassa resa per ettaro. Noi qui ci fermiamo a 90 quintali per ettaro, sistema Guyot con irrigazione, non sopravviverebbe al caldo atroce del Sulcis, a differenza dei piccoli eroi che sono sulla sabbia a piede franco. Chiaro. Il vermentino ha bisogno di idratazione, sicuramente poi magari da quella parte lì che beccherebbe meno, andrebbe meno in profondità nelle radici, sicuramente ha bisogno di nutrimento, quindi è essenziale. In un bellissimo giallo paglierino carico, direi, una bellissima matrice colorante, facendolo girare nel bicchiere la sua massa rotea, ma il disco si ferma subito, quindi io vedo una bellissima nota glicerica, una bellissima carica sicuramente mi aspetto una bella intensità, un bel corpo, a vederlo dall'occhio, che già si ferma il disco subito. E allora, una grandissima... Vai. Allora, no. La gestione del nostro vigneto è fatta in maniera organica, confusione sessuale, insetti antagonisti. Il vermentino ha bisogno di essere protetto dall'eccesso di sole, di calore. Noi abbiamo un'oculata gestione dell'apparato foliare, facciamo una prima vendemmia, una rigida, severa, vendemmia verde subito dopo l'invaiatura. E abbiamo costruito una nostra particolare, chiamiamola così, linea del fresco per mantenere tutta questa freschezza che va sia nelle giornate più calde dal conferimento di ghiaccio secco, azoto in vigna per inertizzare le bucce. Abbiamo una cella frigorifera sul tetto della cantina dove inizia la produzione perché usiamo la gravità per i rossi. Abbiamo uno scambiatore che abbassa la temperatura del pigiato, noi non pressiamo, pigia di raspiamo e basta. Da quest'anno abbiamo neanche iniziato a usare il caolino, questa argilla completamente organica che mi permette di coprire con un leggero velo bianco le uve e ridurre quella che è l'incidenza del calore all'interno della polpa. E da questo nasce questo vino con una ampia concentrazione aromatica. Noi lasciamo il vino sur lì, come si dice, per 2-3 mesi dopo la fermentazione. Insomma, tutto è volto al fine che la carica aromatica che ha naturalmente questo vino, che però è un semi-aromatico, quindi devi cercare, estrarre, sia potenziata al massimo. Da qui anche la scelta del nostro enologo Stefano di cercare di ricostruire tutti i vigneti tramite un clone corso dove la bacca è più piccola, permette una maggiore reazione essendo spargole, quindi una maggior sanità delle uve, ma soprattutto un rapporto buccia-polpa nettamente a vantaggio della buccia dove, come tu ci insegni, c'è tutto, c'è il colore, ci sono i profumi. Assolutamente. Allora, il enologo, ricordiamolo, Stefano Cova, che svolge un lavoro... Salutiamo il dottor Cova. E tutto quello che ci hai raccontato si ritrova esattamente nel calice, cioè questa matrice colorante carica è sinonimo di una bassa resa per ettaro, è sinonimo di una macerazione, è sinonimo sicuramente di una grandissima lavorazione, e questo lo ritroviamo anche nel naso, un grandissimo floreale, delle note balsamiche bellissime, una grandissima carica di sappi di mare, di iodio, di pino selvatico, di tutta la parte mediterranea. Se c'è una cosa che non ci manca, grazie ai venti che tempestano, beneficiano l'isola, essendo un'isola perduta in mezzo completamente al mare, per cui noi conosciamo venti da ogni quadrante. Quando cessa il maestrale monta il Libeccio, quando smette il Libeccio arriverà l'Ostro, Dio sa cosa ci vuole mandare. È una cosa molto importante la ventilazione, sia per la sanità delle uve, sia per tutto il sale che viene a depositare sull'apparato florale che poi lo sussume all'interno. Io devo dire che per anni la Cantina Mesa ha fatto parte di un bel progetto europeo che metteva vis-à-vis i produttori di tutto l'areale mediterraneo.
Ho amato particolarmente i vini corsi, anche se a livello di vinificazione non me ne vogliono i cugini, li trovo ancora un po' acerbi rispetto alla Sardegna, ma io devo dire, con il rispetto per tutti i vini, che trovi vermentini magnifici dalla Toscana alla Corsica alla Liguria, per me il vermentino sardo sarà una mia cosa di cuore, ha un quid in più e quel quid lo trovo in una sapidità veramente esplosiva. Voglio ricordare a tutti che la prima cosa per giudicare un vino in una cantina è comunque fare un parametro, darsi un'idea con l'annata. Grazie a Dio il 19 è stata una bella annata al confronto dell'aridità del 17 o delle piogge del 18 e ci ha permesso di esprimere poi noi in cantina un dono venuto dal cielo e dalla terra. Assolutamente, questo ne sono assolutamente d'accordo e sono convinta. Soprattutto sappiamo benissimo che Vermentino non lo produciamo solo noi, ricordiamo che lo si produce in Italia anche in Toscana, lo si produce in Liguria, ma lo si produce nel mondo, lo si produce dall'Africa sino a veramente dal nord a sud. E ci sono vermentini comunque eccezionali nelle loro diversità, però quello che a noi differenzia è esattamente questo tono di grandissima sapidità, di grandissima sapore. Cioè nei nostri vini c'è davvero tanto sapore di mare, sapore di macchia mediterranea, sapore di erbe selvatiche, di ericriso, di questi fiorellini spontanei che si trovano in campagna in questo periodo, fioritissimi, e che sono sicuramente insieme alla maturazione delle uve e alla ventilazione di questo periodo e al sole conferiscono delle grandissime note. Questo è quello che veramente differenzia i nostri vini e la nostra carica. Cioè, mentre io sto parlando che io ho bevuto prima il vino, io ho ancora il vino in bocca. Questo vino ha una grandissima sapidità, una mineralità, è lungo. Questa lunghezza sicuramente mi ricrea salivazione e mi richiama a cibo, e quindi è veramente importante che alla fine al vino dobbiamo accompagnare il cibo. Quindi io inviterei tutti i nostri ascoltatori ad assaggiare la nuova annata di Giunco insieme a una cena, un pranzo di pesce, è un bisogno che è un vino che ha bisogno di gastronomia ricercata, nel senso di un pesce fresco di mare, del pesce crudo, dei piatti tipici nostri, ma io veramente sottolineerei i piatti di pesce, perché comunque denotano una grandissima ricercatezza e una grandissima freschezza di pesce. Ieri sera, prima di viaggiare a Milano, mi sono concesso un piccolo regalo, ristorante, bottiglia di Giunco. Beh, il mio menù è stato questo: tartar di tonno con dei sali a parte particolare, un po' di wasabi, poi siamo passati a degli spaghetti al nero di seppia fatti in casa con un ragù di dentice e abbiamo chiuso con qualche scampettino grigliato. Se vi basta. Insomma. Luca, ci vuoi raccontare un attimino le etichette? Che le vostre etichette sono bellissime. Le nostre etichette sono meravigliose e fanno parte di un concept che raccoglie anche la bottiglia. Quando Gavino, assoluto genio della comunicazione, non solo della pubblicità in senso stretto, decise di creare, dipingere queste bottiglie, lui disse una cosa molto bella, mi è rimasta ancora, nonostante siano passati 12 anni da quella riunione. Lui voleva raccontare la Sardegna in una maniera moderna e forse anche un po' lontana da, non voglio dirlo in senso spregiativo, ma luoghi comuni, nel senso che sono le cose più facili, il nuraghe, il sole. Lui quindi concettualizzò degli elementi millenari della tradizione di quest'isola, perché io ricordo sempre agli amici che vanno alle Maldive che le Maldive sono un atollino con alle spalle nulla. Noi abbiamo alle spalle 6.000 anni di civiltà. Venire in Sardegna non è solo godersi il miglior mare, a mio avviso, del mondo, è godersi una cultura millenaria. Se volete andare alle Maldive, buon viaggio. Detto questo, le bottiglie sono rigorosamente nere, come nero vestite erano di tradizione le donne. Se poi uno vede le nostre bottiglie da mezzo litro, ricordano un po' le vecchiettine che ancora si vedono andare a paese, perché uno pensa che tutti questi racconti siano folklore, siano marketing. No. Alzatevi alle 7 come me, andate in cantina alle 7:30 e vedrete la signora Agnetta o l'altra signora piccoline
nere nere entrare in chiesa. Le etichette sono una rivisitazione in maniera moderna dei primi antiche razze di Sardegna, per cui forme geometriche, bianco e nero perché il vello era bianco e nero, poi sono arrivati i fiori, le pavoncelle, i colori. Questa è una rappresentazione in una maniera direi veramente iconica, con pochi elementi di millenni di storia. Vabbè, non lo devo insegnare io, ho visto che l'ha fatto il miglior creativo italiano al mondo. Assolutamente, no, è veramente delizioso. Io Grazie ora mille. che passerei al nostro buio buio, quindi passerei al nostro Carignano del Sulcis. Subito. Carignano, questo bellissimo vitigno a piede franco, Sì. giusto? Piede franco. Allora, questo è tutto alberello, una piccola parte a piede franco. Il piede franco lo riserviamo per il superiore che è Gavino. Piede franco, lo spieghi tu cos'è mentre apro la bottiglia? Beh, il piede franco è grazie appunto al terreno assolutamente sabbioso che domina le vallate del Sulcis, abbiamo la possibilità di impiantare questi dolcissimi vitigni senza porta innesto americano, perché questo affide, la fillossera, che devasta fine 800 i vitigni di tutto il mondo, nella zona del Sulcis e precisamente nei terreni sabbiosi ha poca vita, quindi non ha bisogno di porta innesto. L'alberello in questo caso può vivere da solo, ma questa è una grandissima fortuna perché il porta innesto in qualche modo va un po' a modificare quelle che sono le genetiche, giusto Luca? Va a modificare un pochino quelle che sono le genetiche, quindi va a modificare, diciamo, i comportamenti del vigneto, va a modificare quelle che sono un po' i corredi, rendendoli un po' chiaramente diversi. Invece il Carignano del Sulcis, grazie al piede franco, ha la possibilità di generarsi e di rimanere, diciamo, veramente integro, di conservare le caratteristiche e di conferirle al vino. Quindi sono il vino, il Carignano del Sulcis, come nel Carignano del Sulcis in modo particolare in Sardegna e fortunatamente in alcuni Cannonau e in pochi altri vitigni. Sì, tra l'altro, piccola parentesi, sembra che il Cannonau, da proprio i recenti studi che dicevo prima, sembra veramente essere nato in Sardegna, passato poi nella penisola iberica e al massimo rientrato. Questa è veramente una cosa veramente sarda. Circa il Carignano, sì, piede franco, non vi è alcuna mediazione tra la terra e il frutto. Ridona nella sua totale integrità quello che è il portato del vero Carignano. Non per niente la DOC è legata al Sulcis, ovvero sia terreni sabbiosi o comunque franco-sabbiosi, su cui lui si è trovato a meraviglia. È un vitigno che ultimamente, faccio notare, è veramente sotto la lente di ingrandimento del mondo della vitivinicoltura, perché purtroppo il trend climatico tende a darci sempre maggior periodi di aridità, e lui resiste molto molto bene all'assenza d'acqua. I vigneti che abbiamo visti persi nella macchia d'alberello io e te durante la passeggiata sono completamente senza irrigazioni. Il 2017 è stato un anno difficile, si poteva ricorrere all'irrigazione in soccorso ammessa per legge, ma purtroppo sono ubicati in una posizione talmente devastante, talmente da viticoltura eroica, come hai detto tu, che non è stato possibile. Grazie a Dio questi simpatici ragazzotti di 40, 60, 70, 80 anni se la vedono da soli con il clima, sanno già cavarsela da solo. Che poi io pensare di resistere a oltre 40 gradi sotto il sole e di ricevere di quelle maestralate d'acqua che arriva dal mare, quindi acqua salate mentre loro sono accaldati in quel modo, veramente io credo che nessuna forma vitale resisterebbe se non loro, quindi ode a questo grandissimo signore che abbiamo nel calice, che è fantastico. È veramente stupefacente, è veramente stupefacente le condizioni in cui vivono. Esatto, scusami, ti chiedevo perché si chiama buio buio?
Allora, il primo vino creato dall'azienda è il mitico, perché così mi dicono essere, è veramente mitico ormai, il mitico Buio. Quando con la crescita della cantina, perché nessuno nasce imparato e nessuno nasce capace, quindi abbiamo iniziato con il Buio 100% Carignano, solo acciaio. Quando si è deciso di provare ad offrire al mercato una riserva, ci siamo chiesti come chiamarla. Allora, se questo è, tra virgolette, perché poi le masse sono completamente diverse, il buio che rimane nel buio delle botti, nel buio della bottaia per un po' più di tempo, ci sembrava un gioco simpatico chiamarlo buio buio. A noi della cantina, a noi italiani, risulta un gioco simpatico, buio, buio, buio. La prima volta che sono andato in Germania ho avuto qualche problema a distinguere quale vino volessero, però oggi anche lui ha il suo perché come nome, come posizionamento nel panorama del vino. Qui abbiamo una riserva prodotta con Carignano in purezza. Allora, il segreto del Carignano, a mio avviso, del segreto del Carignano del Sulcis, di questi vigneti di fronte al mare, che come ricordato su sono investiti da 20 salsi, hanno dentro di sé una componente di sodio, di iodio, di una sapidità così spiccata che ci sembrava quasi, scusate, ci sembrava quasi detrimente ottonderla, nasconderla con un eccesso di legno, per cui qui abbiamo tutta una fermentazione in acciaio e poi per quello che concerne l'invecchiamento abbiamo una metà che continua il suo percorso in acciaio e mi permette di mantenere tutta la freschezza del sale, tutta la freschezza del mare, e un'altra metà che invece viene invecchiata per un periodo di 8-10 mesi in botte sempre di secondo o terzo passaggio. Così cosa ottengo? Sicuramente un maggior velluto, una maggior morbidezza, anche con la terziarizzazione che a un determinato pubblico piace, però riesce a spiccare ancora una volta la freschezza. È una riserva con i suoi oltre 14,5 gradi, ma sempre con una facilità di beva che soddisfa il palato. La malolattica viene svolta? Certamente, sì, la malolattica viene svolta. E qua abbiamo nel calice un rubino. Io direi che un rubino intenso e quasi impenetrabile. Questo grandissimo Carignano che ricordiamo avere un accino piccolissimo, ma che regala delle grandissime note di un colore bellissimo, con dei riflessi violacei sicuramente di gioventù. Il Carignano, io ho bevuto tanti Carignani indietro, quindi direi che è un vitigno anche longevo nelle sue caratteristiche, nelle sue note. Tira fuori queste grandissime note fruttate di frutti rossi, neri, è una carica tannica molto interessante che sicuramente lasciate dimenticare in cantina per qualche tempo. Regalano delle bottiglie veramente sorprendenti negli anni. Questa è la nostra grandissima longevità, ed è anche da sfatare il fatto che i vini vadano bevuti giovani, assolutamente. Anche noi in Sardegna abbiamo dei vigneti longevi, e questa è grazie al nostro terroir, grazie al tannino e grazie alle nostre uve e soprattutto a quello che si fa in cantina. Quindi queste Balsarese per ettaro, queste grandissime, diciamo, punizioni e restrizioni, che poi significa soldi in meno e chiaramente, insomma, penalizzazioni varie, però un grandissimo calice con un naso sorprendente, perché è un naso sempre bellissimo, pulito innanzitutto, è bello complesso, un naso verticale di questi frutti rossi che sono frutti rossi sicuramente giovani. È un vino che davanti a sé avrebbe veramente tantissimi anni, è veramente un bambino, direi. Dei frutti, una carica di frutto rosso che regala veramente delle emozioni incredibili. Sì, è un vino ancora giovane. Ho ricevuto proprio sabato sera da un amico ligure un messaggio su WhatsApp in cui mi diceva: cena con amici, buio buio 2013, tanta roba, grazie Max. Quindi un potenziale evolutivo ce l'ha. Credo che si possa definire da medio-lungo invecchiamento. Non siamo né a Bordeaux né a Barolo con 40-60 anni, eccetera, eccetera. Io a Natale ho avuto la fortuna di avere un Barolo vecchietto come me, ed era ancora in splendida forma.
non arriveremo a 50 anni, ma comunque la Sardegna, ma al di là del buio buio, predecessori con vini molto importanti hanno dimostrato che si possono fare grandi vini di invecchiamento e grandi vini capaci di conquistare i palati e i cuori anche internazionali. Assolutamente, e soprattutto con questa grandissima freschezza e questa quasi giusta alcolicità definita da un grandissimo corpo, giocando un po' di temperatura, come io dico spesso, è un vino che acquista bene anche il pesce, dei pesci grassi, dei pesci arrosto, perché non una bella zuppa di pesce. Quindi da sfatare questa cosa che a vino rosso è uguale carne, anche no, nel senso che giocando di temperature, giocando di giusto calice, tutta la vita, una bella tartare di tonno o piuttosto che un muggine arrosto, delle anguille arrosto o una bella zuppa di pesce bella saporita, bella piccante, con questa grandissima saporità e questo grandissimo balsamicità, io la acquisterei benissimo, sicuramente magari una temperatura di smorzata. Siamo in ora di cena, Sofì, basta, perché sto già pensando invece a una piccola grigliatina di delicatissime anguilline dove fatte scolare, ti rimane un po' il grasso, eccetera, eccetera. Sì, per la carne ci sono anche altri vini più corposi, più alcolici, più strutturati, che possono essere un Syrah o altro. Il Carignano ha questa fortuna di poter essere anche accompagnato, per chi lo gradisce, con del pesce. Parliamo perfettamente, hai detto tu, una bella zuppa rossa dove l'acidità del pomodoro sempre non collima bene con l'acidità di un bianco. Parliamo del tonno, che sì, è classificato ed ovviamente è un pesce, però diciamocela tutta, la sua carne è vagamente lontana da quella di un'ombrina piuttosto di un dentice. È un vino, sì, ha molte sfaccettature anche in quello che può essere l'accompagnamento coi cibi. Io, come un bel pecorino sardo, un bel fiore Dio appistagionato a morte sua, ma io sono goloso di formaggi, scusatemi, e goloso di pecorino, devo dire. Assolutamente. E allora io con questo grandissimo calice, visto che abbiamo sforato di non poco, perdonami con le mie domande, forse sono stata troppo insistente ed ero troppo curiosa. Abbiamo allungato di gran lunga il nostro tempo, però insomma l'ho fatto con grandissimo piacere perché già parlare di vino per me è sempre un gran piacere. Poi Esatto. si fa di fronte a delle aziende che hanno una storia, delle aziende importanti, con dei professionisti come te, la cosa viene da sé, nel senso che staremo giorni qua davanti a un calice a parlare di vino. Però noi di Sardegna Rosso Blu abbiamo un fittissimo programma, quindi io invito tutti i nostri ascoltatori a continuare a seguirci nelle nostre dirette. Invito tutti ad assaggiare soprattutto le nuove annate, ma di deliziarsi anche di vecchi bimbi di Sant'Anarresi alla Cantina Mesa. Continuare a seguirci, se volete continuare a seguirci ogni lunedì alle 19:30 qui su Io Bevo Sardo, Sardegna Rosso Blu, continuiamo a raccontarvi vino e facendolo anche con tutti gli altri nostri appuntamenti. Per cui Luca, io con questo cheers Trigo, cosa cheers? A presto. Agli amici di Sardegna Rosso Blu, all'amica Sofia, e beviamo sardo. Via, io bevo sardo. Ciao. Ciao a tutti.